Diamo il benvenuto all'ospite della domenica, il maestro Francesco Di Mauro, che è attuale sovrintendente della fondazione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana. Grazie e benvenuto, complimenti, per me è un vero privilegio averla qua. Lei è, diciamo all'inglese, guest conductor, cioè direttore dell'orchestra ospite di un sacco di città, compresa anche Odessa, che è coinvolta purtroppo suo malgrado, essendo un porto famoso dell'Ucraina. Anche in Ucraina c'è stato recentemente lì? 6 anni fa, diciamo che ho cominciato l'attività operistica proprio a Odessa. Sono stato ospite lì tante volte. Una città bellissima, ricca di storia, di bellezza. E loro amano molto la musica lirica, la musica sinfonica. Assolutamente sì, conoscono molto bene l'opera italiana ed è interessante incontrare i ragazzi per strada e parlare con loro tranquillamente in italiano, perché lo hanno imparato grazie alle opere italiane. Ah, parlano italiano? Sì, quindi. sì, è veramente molto bello questo accogliente. Quindi si saranno complimentati con lei chissà come, no? Perché... Sì, siamo ancora in contatto con molti di loro, anche purtroppo per le vicende di questi giorni, e anche con la Filarmonica di Odessa, perché ho lavorato anche con loro, che in questo momento provano in condizioni tremende, perché provano senza luce e senza riscaldamento. Caspita, quindi continuano a provare e a suonare e a organizzare concerti magari? Assolutamente, loro hanno organizzato le prove di mattina, lavorano con delle luci da leggio e poi danno i concerti la domenica mattina, perché hanno deciso di continuare nonostante la guerra. Che bellissima testimonianza, il maestro Di Mauro, che ci sta dando, davvero inedita, ma noi ci rilassiamo un pochino e invece andiamo a vedere qualcosa di più nostro, che ha avuto un grandissimo successo la scorsa estate a Taormina. Stiamo parlando della Traviata di Verdi, inserita nel cartellone della Sicilia Classica Festival, diretta dal maestro Di Mauro. Prego. È stato un grandissimo successo, c'era un'atmosfera decisamente diversa a Taormina rispetto purtroppo a quella che dicevamo prima, no? Assolutamente, è stato un grande successo anche di pubblico, perché ha superato le 3.000 persone, e un contesto che è stupendo, no? Come quello di Taormina. Si è creato anche una coesione di intenti tra gli interpreti, l'orchestra e il pubblico. Una bellissima esperienza, veramente. Sì, ha avuto un grandissimo successo e poi anche noi ci siamo beati qui, sia pure in questi pochi minuti, però è stato già abbastanza. E lei ha cominciato studiando all'estero, al Conservatorio di Parigi, se non sbaglio. Sì, ho cominciato qui in Italia, poi quando ho deciso di intraprendere questa carriera ho optato per Parigi, e quindi ho fatto i miei studi dedicati alla direzione d'orchestra proprio a Parigi. E come si diventa direttore d'orchestra? Ci vuole una sana follia, come dico io. Una sana follia, sì. Ma è una vocazione, cioè uno da giovane, scusi, dice io farò il direttore d'orchestra, oppure è un'opportunità che uno coglie, non so. No, nel mio caso è stato un alimentare una curiosità che mi ha sempre accompagnato nella musica, di conoscere sempre più all'interno della partitura quello che ascoltavo e che studiavo, perché io ho cominciato col violino. Lei è un violinista? Sì, sono tutte e due le cose, violinista e violista, poi alla fine mi sono più specializzato nella viola. Viola. Sempre a Parigi, e da lì la curiosità mi ha portato ad approfondire gli studi, e
e a trovare il modo di comunicare agli altri quello che io sentivo E attraverso... come è cominciato la direzione? In che ambito? Ho cominciato ovviamente con le piccole formazioni, con degli amici a cui chiedevo la cortesia di lavorare insieme, no, per confrontarci. Poi da lì ho visto che c'era un riscontro positivo su quello che era la mia idea, e la condivisione delle mie idee, e quindi ho continuato. Poi quello che caratterizza il direttore d'orchestra è proprio la radice del termine, il direttore d'orchestra, il conductor in inglese, è uno che conduce. Conductor, Sì. dicono in inglese, quindi è uno che conduce. Sì, un po' come il Cesare romano, no? Cioè quello il quale conduce, indica una via e deve essere credibile e autorevole Quindi i musicisti hanno bisogno di una persona che li conduca, come diceva. Sì e no, nel senso che l'orchestra è anche capace di suonare da sola. Il direttore è quello che convince loro a seguirlo in tutte le sue direzioni, in tutte le indicazioni che dà. Questo fa la differenza tra un direttore e uno che non lo è. E allora proviamo a vedere com'è andata alla Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale con l'Orchestra Sinfonica Siciliana e il Coro Lirico Siciliano. Essere stata un'esperienza straordinaria, già qui noi dallo studio siamo emozionati, mi permetta, non soltanto per la musica e la sua direzione, maestro Di Mauro, ma anche per gli ambienti meravigliosi, no? Quello è un piccolo fazzoletto di paradiso sulla terra, è una chiesa bellissima dove si vivono delle emozioni fortissime, anche solo stare in silenzio all'interno della chiesa. Poi riuscire a dirigere lì con questa musica che è incredibile, no? E dà delle emozioni ancora più forti. Poi io sono particolarmente legato a questa chiesa perché è stata la prima sede dove io ho diretto in Italia, ritorno da Parigi, con l'Orchestra Sinfonica Siciliana tanti anni fa, e dove mi sono sposato e ho battezzato mio figlio. Quindi, ma che bello! Sì, diciamo un fil rouge che mi ha accompagnato lungo questi anni. Poi però dopo è stato in tutto il mondo, diciamo, sì. Non so se ci vuole ricordare alcune delle... Diciamo che ho visitato un po' tanti paesi, dal Sud America, Nord America, sono stato spesso negli Stati Uniti, in Giappone, in Europa ovviamente, in tanti ultimamente. L'Italia è sempre capofila anche in questo, cioè ci amano anche per questo? Principalmente per questo, noi siamo riconosciuti nel mondo come i detentori della cultura, no? Soprattutto la cultura musicale nella lirica. Veniamo accolti come i portatori di bellezza, ecco. E questo è molto importante, è molto bello riscontrarlo negli altri. Noi ogni tanto ce lo dimentichiamo, ma in realtà è così. Sì, sì, assolutamente. Noi abbiamo storia, abbiamo cultura, ma poi abbiamo proprio la bellezza, la gente apprezza questo che considera bello, no? Sì, è così. Perché io ho una mia idea, noi siamo abituati a vivere in mezzo al bello e spesso non ce ne rendiamo conto proprio perché ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, no? È fantastico. Mentre quando andiamo in un altro paese, la bellezza, gli Stati Uniti è un ottimo paese dove si può vivere tranquillamente, realizzare tutto, però diciamo, non è depositario di bellezza come la nostra. Allora quando loro vengono qui rimangono folgorati da quello che ci circonda. Infatti ci adorano gli americani, perché loro sono un po' più recenti, diciamo, di noi, da tutti i punti di vista. Bene, e allora adesso ci immergiamo in un'atmosfera bellissima, l'atmosfera delle 1001 notte con Rimsky-Korsakov, le fiabe di Sherazade.
Qui dove eravamo, maestro Di Mauro? Perché c'è un'atmosfera bellissima, magica. Qui eravamo al Politeama qualche anno fa in un progetto che fu ideato per i giovani, si chiamava Musica in Gioco, durò 5-6 anni. Portò più di 10.000 bambini e ragazzi al teatro. Che bello! E trovavamo questo equilibrio tra il racconto musicale e il racconto favolistico, sì, diciamo. assolutamente. Sì, perché le 1001 notte poi. Meraviglioso, con questi costumi e queste scene che coinvolgevano sia l'Accademia delle Belle Arti che i ragazzi dell'Accademia. E con questa bella realizzazione che abbiamo E i ragazzi amano la musica sinfonica, amano la musica colta. Sì, i ragazzi amano il bello. Se noi li educhiamo al bello, loro hanno la capacità di distinguere, perché non sono stati provati dalla vita, no? Ancora tra il bello e il nonno. Non hanno i segni della vita che magari li tengono distanti, invece no. Io ricordo all'uscita di uno di questi spettacoli alla domanda di una mamma al proprio figlio cosa avesse provato. Lui rispose: mi sono emozionato. Ecco, un bambino di 8 anni che risponde così. Un bambino di 8 anni? Sì? Per noi è un successo incredibile, no? Certo. Perché abbiamo innescato il seme per il futuro. Sì. Chissà adesso che strada avrà fatto, questo, magari se lo ritroverà fra qualche anno come suo collega. Lei, andando all'estero, maestro Di Mauro, ha anche ricordato momenti dolorosi per la storia del nostro paese, quali sono stati la strage di Bologna del 2 agosto dell'80, quella di Piazza Fontana. Ci vuole rievocare un po' come mai queste esibizioni e questa sua esigenza? Nasce da un'amicizia con l'organizzatore di questi eventi, Fabrizio Fessa, che ha dedicato parte della sua vita all'organizzazione di un concorso, il concorso del 2 agosto, un concorso molto importante di composizione, che è nato con l'intento di alimentare la memoria, perché un'altra cosa molto importante a cui noi dobbiamo fare molta attenzione è quello di alimentare la memoria, perché non si dimentichi ciò che è accaduto, perché non si ripeta nel futuro. Questi sono due momenti molto brutti della storia del nostro paese. Certo, Piazza Fontana e la strage di Bologna. Sì, che hanno segnato profondamente il nostro paese. Certamente. E che oggi sono quasi caduti un po' nel dimenticatoio. Sì, è vero, rischiamo di dimenticare. Invece è importante, maestro, anche dal punto di vista artistico poi alla fine. Sì, perché comunque attraverso la musica, anche nelle tragedie più profonde, si può trovare la luce alla fine del tunnel e quindi indicare la via da seguire. Bellissimo. Quello di Bologna fu un concerto bellissimo perché fu fatto in piazza davanti a 15.000 persone, quindi avere 15.000 persone che ascoltano musica classica è un'emozione fortissima, no? Che coinvolge e stravolge allo stesso tempo. Sì, è vero. Immagino qualche rockstar la invidia sentendoglielo dire, 15.000 persone. Ci siamo sentiti un po' noi rockstar in quel momento. Grandioso. Sì, con l'orchestra di Parma allora fu un'esperienza molto bella. Beh, davvero. Qual è il luogo, la località fra le 1.000 che lei ha, dove lei ha diretto, che ricorda con maggiore trasporto? C'è la Carnegie Hall a New York sicuramente, perché Carnegie Hall, sì, ogni tanto noi o ci passiamo vicino quando abbiamo la fortuna di andare, oppure... Perché è una sala importante da concerto. Poi io ero nel camerino che fu di Toscanini per tanto tempo, quindi è un'emozione molto forte. Che bello, nel camerino Toscanini. Sì. Al Golden Hall del Mozarteum di Salisburgo, un'altra esperienza grande, e adesso al Gewandhaus, l'originale Gewandhaus Lipsia, il concerto di Capodanno che ho diretto lì, perché era la sala dove dirigeva Mahler, e quindi è stata un'emozione grandissima. Bellissimo. Lei insegna direzione d'orchestra, è vero? A novembre è stato a Valencia in un in un gruppo di prestigiosi direttori d'orchestra impegnati in una masterclass. Che esperienza è stata quella? Molto bella, perché io la insegno nelle masterclass. Che vuol dire? Ci faccia capire un po'. Ci faccia vedere quella scena che deve essere bellissima. L'emozione è quella di coinvolgere dei ragazzi che già hanno dei rudimenti ovviamente nella direzione d'orchestra, e prospettare loro il mio compito è quello di dare loro le informazioni che si hanno dall'orchestra, perché spesso quando si sale sul podio non si considera che si lavora con dei musicisti,
che spesso quella parte musicale l'hanno suonata più volte del direttore d'orchestra, allora bisogna essere convincenti e capire cosa succede dall'altra Perché parte. Perché sennò gli dicono, sentiamo che ci dice questo, è vero? Esattamente. Allora offro questa prospettiva, infatti li faccio dirigere e poi do loro le impressioni che un professore d'orchestra ne ricava, no, dal gesto. Va bene, adesso noi ci ascoltiamo un grandissimo, che anche quelli che non sono grandi conoscitori della musica classica adorano. Parliamo di Mozart, concerto per 2 pianoforti e orchestra con la direzione del maestro Francesco Di Mauro. Meraviglioso. Dove eravamo qua? Questa è la Golden Hall del Mozarteum di Salisburgo. Salisburgo, proprio la patria. Sì, di Mozart. Mozart. Non è il concerto per 2 pianoforti, ovviamente, questa è un'aria per soprano e orchestra, ma bellissima. Bellissima comunque, ci perdonerà la... Sì. E con un soprano coreano, adesso non ricordo il nome perché il nome è complicato, ma fu un'esperienza molto bella perché anche lì la sala del Mozarteum, la vecchia sala dove c'è l'orchestra del Mozarteum che si esibisce. Ecco, ma per esempio lei ha detto loro sono grandi esperti, potrebbero anche farne meno. Perché è importante invece, che cosa imprime il direttore d'orchestra, come in questo caso? Tante cose, intanto l'idea musicale, un po' è come quando si legge la Divina Commedia, no? Si potrebbe leggere, ma è necessario che qualcuno la spieghi nel profondo il significato e tracci una direzione da seguire. Certo. E secondo me il direttore d'orchestra deve essere presente nei momenti importanti, non strafare, perché poi sono i momenti in cui bisogna lasciarli andare come... ecco, non essere incommente. No, perché deve distinguere i momenti in cui hanno bisogno forse. Assolutamente sì, e dare la propria espressione musicale che loro devono fare propria e poi rendere nell'esecuzione. Fantastico, fantastico. E allora adesso noi, sperando di non sbagliare, lei ci perdonerà se gli inserti non li indoviniamo, ma sono tutti bellissimi quando c'è lei, non c'è dubbio. Proviamo ancora, forse siamo con Don Giovanni, era quella... Sì, quella è un'area... No, adesso c'è quello per pianoforte, per i 2 pianoforti. Allora, vediamo i 2 pianoforti che dovevamo vedere prima, invece prima abbiamo visto il Don Giovanni con la soprano che ci ha indicato prima. Proviamo. Il maestro Di Mauro era al centro di questa grande inquadratura larga, ecco vedete, e forse si distingueva appena, forse si vedevano un po' le mani. Ecco, ma che cosa vogliono dire i gesti, che invece sono importanti, importantissimi, i gesti del direttore? Rappresentano la grammatica e la grammatica. Sì, e l'interpretazione.
con la sinistra si danno le dinamiche, il forte, il crescendo, il legato, con la destra si danno, a parte le varie entrate, si dà la pulsazione ritmica, ma allo stesso tempo si disegna il periodo che si vuole interpretare. Caspita, quindi non scappa nulla, No. Un musicista può fare a meno, ma quando sei il direttore d'orchestra deve stare lì appiccicato con gli occhi. Sì, diciamo che si crea il successo di uno spettacolo è quando si riesce a creare una connessione tra il direttore e l'orchestra che porta a una frase, un'espressione unica. È come quando ci sono due strumenti che suonano e l'uno interviene legato all'altro, bisogna essere bravi a non fare sentire la differenza, quindi rientrare nella stessa frase dell'altro strumento, un po' è questo. Ci vuole grande abilità. C'è una esperienza che ricorda più delle altre, da questo punto di vista, come perfezione di realizzazione? Sì, l'anno scorso a Hong Kong, Hong Kong, sì, dopo il periodo del Covid sono andato lì a dirigere Capuletti e Montecchi. E lì com'era? Vi facevano entrare? Com'era? Io ho dovuto fare 3 settimane chiuso in un albergo. Caspita! Perché era la legge del tempo. E poi dopo si stava con le mascherine ovviamente, ma si lavorava E quindi stava dicendo, l'ho interrotta, mi scusi, che lì a Hong Kong è stata un'esperienza meravigliosa. Sì, perché mi hanno invitato a dirigere Capuletti e Montecchi, quindi già questa cosa mi aveva un po' incuriosito e entusiasmato, perché fare Bellini a Hong Kong è un'opera non tra le più conosciute, bene, perché no, un'opera che io adoro, tra l'altro, con la Filarmonica di Hong Kong, è una delle orchestre più importanti che ci siano al mondo. E si è creato un feeling tra me e l'orchestra tale che poi gli spettacoli sono andati molto bene e li hanno trasmessi in streaming e hanno avuto un grande riscontro di pubblico, anche quindi sono molto contento. Che bello poi sentire emozionare Bellini a Hong Kong, no, per carità è un genio globale, però sentirlo dire da un maestro come lei. E il pubblico era molto preparato, conosceva molto bene quello che ascoltava. E i siciliani sono preparati, amano la musica sinfonica, la musica, sì? Diciamo che ce l'abbiamo nel DNA, però abbiamo perso nel tempo l'educazione all'ascolto, perché non si dedica più il tempo necessario a questo tipo di musica e noi siamo chiamati a sopperire le lacune che ci sono nelle scuole, nelle università. Diciamo che tutti insieme lavoriamo perché i ragazzi vengono in teatro e poi il riscontro c'è sempre e comunque. Noi chiudiamo allora con un brano popolare che non è siciliano ma che è nelle corde di tutti noi, e così ringraziamo e salutiamo facendo i complimenti il maestro Francesco Di Mauro con Torna a Sorrento. Beh, fantastico, questa era per vostra conoscenza l'Orchestra Sinfonica di Grosseto, diretta appunto dal maestro Di Mauro, che ringraziamo tanto per essere stato con noi. Grazie a voi. Facciamo i complimenti e alla prossima, ci rivedremo spero con altre delle sue creazioni. Con piacere. Grazie mille. Buongiorno.